Okay. Allora, buonasera a tutti, grazie che siete pervenuti per assistere, ciao Mario, a questa serata. Salutiamo innanzitutto, voi sapete che questa serata è intitolata ai nostri tre grandi cantadores, zio Leonardo Cavizza, zio Francesco Covedo e Giovannino Caso. È proprio per questo motivo che io ringrazio il Comune che già per il terzo anno consecutivo riusciamo a ripetere questa serata. Speriamo che si possa fare regolarmente, almeno una volta all'anno, per non perdere la memoria dei nostri tre grandi cantadores, perché Bulzi non ha solo dei monumenti per essere ricordato. Sappiamo che c'è il monumento di San Pietro delle Immagini nella chiesa romanica, abbiamo il gruppo ligneo nella chiesa parrocchiale medioevale che ha un valore enorme, che attualmente ne rimangono solo 3 o 4 in tutto il mondo di esempi del genere. Però suggerirei anche uno studio su Pedrulongo. Pedrulongo è circondato da una muraglia megalittica che si sta deteriorando col tempo piano piano, e quella testa con le corna che è esposta nel museo di Perfogas, di cui abbiamo una riproduzione qui nella piazza, è stata trovata proprio alla base di quella collina. Ma io so anche in privato che se si dovesse cercare bene bene si troverebbero delle braccia di statue, delle mani, delle gambe di pietra eccetera, che sono state messe da parte, nascoste perché non venissero portate via da Bulzi in realtà. Quindi io suggerisco al sindaco, che è molto attivo su queste cose, di portare avanti uno studio anche su Pedrulongo, perché era un centro megalittico molto importante, senz'altro una zona sacra di tutta la zona, eccetera. Quindi abbiamo vari motivi per ricordare Bulzi, ma stasera li ricorderemo per i nostri tre grandi cantadores. E per ricordarli in maniera degna abbiamo invitato quest'anno 3 cantadores giovani, ma abbastanza noti, già abbastanza esperti. Ve li presento subito: Gian Daniele Calbini, che è quasi un nostro compaesano, Marco Manca di Usini, abita a Proaghe adesso, e Franco Figos di Giave. Sono 3 voci, una diversa dall'altra. Io in genere voglio che la gara venga fatta rispettando i canoni di un tempo, almeno a Bulzi, finché possiamo la facciamo così. Quindi io cerco sempre 3 voci diverse, che hanno stili diversi. Verranno accompagnati da Pietro Niedo, che suona l'arpeggio, ormai è il più grande suonatore d'arpeggio che è rimasto. Vi ricordo che a suonare a Puddica, come si diceva un tempo, prima si suonava sempre così, poi Nicolino Cavizza ha introdotto il plettro, perché bisognava fare tutte le serate, no, dove venivano invitati, e purtroppo suonando solo ad arpeggio si rompevano le unghie e saltavano le serate, quindi si è inventato il plettro, quindi nasce un nuovo stile e nasce un nuovo modo di cantare anche. Più avanti si introduce anche la fisarmonica dagli anni 60 in poi, ed è stato un po' il motivo per cui io ho smesso di suonare nelle gare, perché io preferivo suonare d'arpeggio da solo, suonando a chitarra sola. Quando mi sono trovato invitato a suonare in una gara, mi sono trovato il fisarmonicista, ho detto: come faccio adesso? Non mi sentivo neanche io suonando, ho detto no, io ho bisogno di sentire quello che faccio mentre ascolto i cantadores, e quindi ho smesso. Però non ho mai smesso di suonare e tuttora mi diverto ancora. Certo le gare non le faccio più, però mi diverto. Grazie a zio Francesco, grazie a zio Leonardo e a Giovannino, con cui ho fatto delle gare stupende con loro. Non voglio annoiarvi su queste cose. Ringrazio il Comune che ripete regolarmente, ringrazio i parenti di zio Leonardo presenti, i parenti di zio Francesco presenti, e ho visto Gianni Caso che è il cugino di Giovannino, quindi vi ringrazio da parte anche del Comune. Inizieremo quasi subito. E non possiamo iniziare chiaramente senza ascoltare. Io ho preparato una scaletta: durante la gara, durante la pausa, ascolteremo le nostre grandi voci dei nostri cantadori. Iniziamo con zio Francesco, il canto il numero 1,
e così rinfreschiamo la memoria per sentire come cantavano una volta. Via, facciamo sentire, accompagnato da Adolfo Marella. Possiamo fermarci qui. Ecco, adesso che ci abbiamo fatto un po' le orecchie, torniamo un pochettino indietro, no, nel tempo, però sono sicuro che stasera i nostri tre cantadores ci faranno ricordare bene queste voci, anche perché faremo una serata tradizionale, come si faceva una volta, a chitarra ad arpeggio addirittura, e in una tonalità che permette ai cantadores di cantare più ore, anche se noi rimarremo un paio d'ore stasera per quanto riguarda la gara, è in La bemolle, per chi conosce un pochettino di tecnica musicale, quindi è la tonalità che usava Zio Francesco, la maggior parte dei cantadores di una volta. Oggi invece cantano molto più in alto, molto più veloci, è tutto più ritmico, ma Bulzi dobbiamo rimanere, almeno finché ci sarò io che organizzo queste cose, in maniera tradizionale. Dobbiamo ricordare la gara di una volta. Certo, gli appassionati veri, i grandi appassionati non ci sono più, ci hanno lasciato, però bisogna farci l'orecchio, altrimenti non potremo più gustare il canto di una volta come si faceva una volta. Quindi auguro ai nostri cantadores di iniziare il primo canto in re, lo inizierà Gian Daniele Carabinieri, il canto base di una volta, dove loro canteranno una poesia, ed è nella gara l'unica volta che cantano una poesia quasi per intero, si dividono i versi e terminerà a Boghe Vurada, dove ruberanno le sillabe per concludere la poesia. Invece tutti gli altri canti, ognuno canta quello che sa, eccetera. Quindi il canto in re era il più importante, sempre. Infatti anticamente nella gara si facevano più canti in re, tantissimi, specialmente dagli anni 20 agli anni 30, agli anni 40, la gara era fatta di canti in re, una decina, anche di più. Gli altri venivano dopo. Allora, nell'augurarvi buona serata, nel ringraziare anche la Proloco che organizza queste nostre serate, possiamo dare inizio alla nostra gara, a cui auguro ai nostri cantanti di cantare liberamente, tranquilli, non c'è nessuna giuria, ci sono solo appassionati che hanno voglia di ascoltare il canto di una volta. Buona serata.
Bravissimo Pietro, bravissimi i nostri tre cantadores che hanno concluso il re come si faceva un tempo, no? Col re do, a Boche Furada, eccetera. Adesso, mentre loro rifiattano un attimino, ascolteremo il secondo brano di Zio Leonardo, così ci rinfreschiamo le orecchie per capire anche in particolare le grandi capacità vocali di Zio Leonardo Cavizza. Sentiamo un po', diamo volume, anche perché lui ne aveva parecchio di volume. Ecco, abbiamo sentito le grandi capacità vocali di Zio Leonardo, come si fa a dimenticarle? Non è possibile. E adesso continueremo la nostra gara con i canti a sanuoresa, dove ogni cantatore canterà quello che conosce, non si segue una poesia in maniera particolare, ognuno canta i canti che conosce. Sanuoresa è un canto che è stato introdotto nella gara nel secolo scorso, all'inizio degli anni 20 e gli anni 30, nasce a Nuoro così quasi per caso, è l'unico canto che ha un ritmo quasi di mazurka, di valzer, è un tre quarti, in maniera diversa da tutti gli altri, forse perché influenzati in quel periodo con l'arrivo dei valzer, delle mazurche, no? Che arrivava la musica moderna di quei tempi, quindi anche il sardo si è un po' adeguato, dei giovani un po' dopo aver bevuto a Nuoro durante una festa particolare dove si vendeva bestiame, c'erano delle fiere eccetera, hanno cantato in questa maniera, hanno arrangiato un po' il sardo, no? I canti che conoscevano, e così nasce piano piano la nuoresa, che poi è stata introdotta in pianta stabile nella gara ed è il secondo tipo, il secondo genere di canto che viene eseguito, quindi sanuoresa. Posa felice serena.
Ma da esoro signora
e anche San Morezza è andata, come si diceva una volta, una trandaina è fatta, no? Così diceva zio Francesco. Allora, adesso, mentre rifiatano ancora i nostri cantadores, prima di fare una piccola carrellata di mutos, che erano canti d'amore, canti più allegri della serata, ascoltiamo il terzo brano, in particolare di Giovannino Casu, il brano numero 3. E questo era Giovannino Casu, un altro dei nostri 3 grandi cantadores che non dobbiamo dimenticare. Riprendiamo adesso con i mutos. Divertitevi.
mezzo, sei lo su me un coro c'ha bisogno e bastera, chi vivi antallizzo c'ha bisogno e bastera, e di do su me un coro però sotto il deciso, e Maria in giardinera chi vi fiori da re udito su coro mio si amore binlega. Sentito cuore mente bella da ista mia, nei sazonaro che ti schera scatto d'amo bella da ista mia, sentito cuore mente. Si mi nega su coro cara colomba mia proite non mi occhi e parti danno oro e proite non mi occhi cara colomba mia si mi nega su coro e pro una galleria si mi nega su coro proite non mi occhi cara colomba mia.
su die, soy puzzo nel s'aggrega, sa senti invidiosa, fra stima e ama mia, te ne mi cuore nega, canta su branza rosa, e te ne mi cuore nega, fra stima e ama mia, sa senti invidiosa, ora è mezzodia, sa senti invidiosa, te ne mi cuore nega, fra stima e ama mia. Benissimo, i Mutos sono andati. Adesso riascoltiamo, per non perdere l'orecchio, il quarto brano, che è un canto di zio Francesco Cubeddu. Ok. Benissimo, questo era zio Francesco dagli anni 60 con una bellissima voce calda, melodiosa. Adesso continuiamo con i canti galluresi alla Tempiesina e si concluderà i canti galluresi con la Filognana. Poi vediamo un po'. Siamo pronti? E poi il canto in re, chiaramente, il re più allegro, più spinto. Gallurese.
campagna fiorita, tu es el de goza vida, armonia, coro coraggio pimpinadorie e le stialze di mani e si derapari agli anni la ignaponia fiori.
bellissimo, bellissimo anche questo canto in re. Adesso ascolteremo, anche perché abbiamo paura che ogni tanto si sente qualche goccia, speriamo di resistere, ascoltiamo il quinto brano di Zio Leonardo Cavizza, un canto in re un po' più pacato rispetto ai suoi. E questo era Zio Leonardo, non dimentichiamo neanche lui, e che li dimentica. E i giovani bisogna che si facciano un po' l'orecchio a questo modo di cantare, perché non si sentirà più questo modo. È chiaro che il canto nostro, il canto logudorese, il canto a chitarra si evolve, no? Cambia, come è cambiato anche dagli inizi del secolo scorso, piano piano, è sempre in piena evoluzione, però non dimentichiamo questi stili musicali. Adesso ascolteremo una passatina, diciamo, una carrellatina di corsicana, questo tipo di canto che Ciccherio Mannoni ha inserito nella gara alla fine degli anni 50, copiandola un pochettino, prendendo lo spunto da Tino Rossi, un tenore che era famoso negli anni 50. E piano piano all'inizio fece scandalo questo canto, perché sembrava un canto che stravolgeva un pochettino la gara. Noi invece piano piano, come diceva Zio Francesco, prima non si hanno criticato, dopo l'hanno fatta tutto, e quindi è diventata anche un brano molto piacevole. Quindi la corsicana, e poi continueremo con il classico, si divideranno il mi e la, il si bemolle, se vogliono il fa diesis, e concluderemo con la disisperata. Gioco sempre in tribole e non me cori sapana, cante ni tirani nia, dormi tu cori di mamma, cante ni tirani nia, dormi tu cori di mamma.
Fai la nina e fai la nanna, l'otto babbo e alla campagna. Fai la nina e fai la nanna, dormito cuore di mamma. Fai la nina e fai la nanna, drammilo me macitello, li corri di lutto babbo, basta mani allo macello. Li corri di lutto babbo, basta mani allo macello. Adesso iniziamo il classico, si divideranno il classico, iniziamo col Miellà, poi faremo un Fa diesis e una Desisperada. Allora, il Miellà lo canterà Figos, il Fa diesis Marco Manca e la Desisperada Gian Daniele Calvin. Fa diesis.
Bravo Marco. E adesso invece Gian Daniele ci presenterà il cavallo di battaglia che era di zio Francesco come Duom Mama Isconsolada, la Desiderata. Mi prepara, Cristo mi rosuri su in salara, c'ha lacrima già con suoi spuntare. C'ha lacrima già con suoi
Bravissimo Gian Daniele. Un breve re finale che conclude la serata.
bravissimi i nostri tenori, bravissimo il nostro Pietro Nieto, bravissimi. E con questo bellissimo re finale vi salutiamo e vi ringraziamo di aver avuto la pazienza di aspettare ad ascoltare tutta la gara, e non è semplice ai nostri giorni. Sono contento che siamo riusciti a fare una gara con le caratteristiche della gara di una volta. I nostri cantanti non li ascolteremo più, i nostri zio Leonardo, zio Francesco, Giovannino, ma li ricorderemo sempre e cercheremo a Bulzi in particolare di ricordarli con questa caratteristica: Cussugantu a boghe de chitarra. E ne approfitto per ringraziare il comune e la Prolocco, perché devono insistere, non si devono stancare di organizzare queste serate che a livello culturale sono per me altissime. Questa è cultura, è vera cultura nostra popolare che dobbiamo continuare e tramandare piano piano, non dobbiamo dimenticarla. Allora ringraziamo i nostri 3 cantadores: Marco Manca, Franco Figos, Gian Daniele Calvini, il nostro Pietro Niedu, e terminiamo la serata con un canto famosissimo di zio Leonardo, il numero 7, ricordo, il numero 7, che ci saluta alla sua maniera. Quindi grazie davvero di cuore da parte mia e buonanotte a tutti e al prossimo anno in un'altra bellissima serata. Grazie. Buonasera, buonasera, gente amada, la gente será la patente a mente, la sera da gente a monte a la vaso, seguro me uy no ve, adiós, buonasera, gente amada con lazo, e poi con il passo e vivera sempre qui, e con il passo hoy e per esa manera. Buonasera, grazie di ogni chimera e a mia mi pittare, ogni chimera la strada canne uno consona, giocoro mio in nome, addio e buonasera, addio e sera una, e infine perdona popolo in questo vini, perdona che mi fini cantente che mi avvio. Stiamo alla bollazza, buonasera, addio, addio, e buonasera. Benissimo, non potevamo concludere meglio. Grazie a voi e buonanotte. Chi sta
Non siamo facili. Bene, grazie. Benissimo. Prima può piegare lui, cantare. Siamo difficili. Ognuno c'ha. Poi aspetta, noi quando vuoi. Aspetta, quando vuoi Andrea, figurati. Sì.